Ancora una vittoria per le ragazze in maglia giallo-blu che si impongono per 5-0 sul campo della Roma. La prima emozione del match giunge al 16esimo, Gabbiadini entra in area ma non riesce a liberarsi, accorre Toselli che conclude ma quasi sulla linea un difensore allontana. Al 22esimo Gabbiadini viene fermata per un fuorigioco inesistente, la sfera carambola in rete ma il gioco è già stato fermato. Poco dopo la numero 1 giallorossa si addormenta con il pallone tra i piedi e Da Rocha tocca la sfera che carambola fuori. Gialloblu in vantaggio al 35esimo, Gabbiadini prova la conclusione da dentro l'area, Casaroli va in presa difettosa portandosi la sfera oltre la linea di porta, rete convalidata su segnalazione dell'assistente arbitrale. Non accade più nulla fino al termine della prima frazione. 1-2 terrificante delle veronesi in avvio di ripresa. Silvia Toselli, lanciata sulla destra, si presenta tu per tu con Casaroli, che riesce a smorzare la conclusione della numero 7 veronese. Sfera che si insacca nonostante il disperato tentativo dei difensori giallorossi. Palla al centro e sulla successiva azione delle scaligere arriva il gol del 3-0. Da Rocha di petto serve in area Melania Gabbiadini che di prima intenzione spara in rete. Un gol bellissimo, ma non è finita. L'italo-brasiliana Da Rocha da dentro l'area finta con il destro e di sinistro batte Casaroli per il 4-0 scaligero con un pallone imprendibile nell'angolino alto. Con il risultato messo in cassaforte, le veronesi controllano la gara senza eccessivi problemi, tanto che il portierone gialloblu Ockstrom effettua la sua prima vera parata al 26esimo della ripresa su conclusione ravvicinata di Bartoli. Le scaligere si portano addirittura sul 5-0 al 29esimo. Da Rocha batte dalla bandierina per la perfetta incornata di Federica Di Criscio al primo gol stagionale. Le gialloblu conquistano meritatamente altri 3 punti in trasferta e si confermano al secondo posto in classifica ad un solo punto dalla vetta. Sabato veronesi nuovamente tra le mura amiche dell'Olivieri di Verona per affrontare la neopromossa Riviera di Romagna.